Pronti? 1, 2, 3. È andata buona la prima, con velocissimo Bugea Pax con accanto Dakota Numero Winner, 1, parte bene Zagor Cézanne MTT, Griff, squalificato. mentre i numeri bassi hanno fatto parecchio fatica a entrare in pista, sbaglia anche Dakota Winner. E si completano Numero così i 9, primi 200 Dakota metri Winner, in squalificato. 15 e mezzo, con all'avanguardia Bugea Pax nei confronti di Cézanne Griff. Poi Avica Chuck SM, all'esterno c'è l'avanzata di Amore Stecca, quindi Eclair Magic che precede Zico, poi ancora Americ Clemar, avanza all'esterno ora Breila di Casei. C'è 33 per i primi 400 metri di corsa con Bugea Pax in vantaggio, Amore Stecca che prova ad andare a chiedere strada, non la ottiene e rimane così allo scoperto. Cézanne Griff secondo allo steccato a precedere Avica Chuck SM, quindi Eclair Magic Zico e Breila di Casei che avanza all'esterno trascinandosi ora Americ Clemar. Si va a completare il primo giro di corsa che il battistrada Bugea Pax passa in 1 minuto e 7 decimi. Amore Stecca sempre proteso al suo esterno, Cézanne Griff alla corda, Avica Chuck terza di dentro, Breila di Casei che con gradualità va a fare la seconda pariglia. Raggiunge ora Amore Stecca. 1.16.6 il primo chilometro di gara, con sempre Bugea al comando. 10, Alberetta a largo Club, Amore lungo la corda c'è Cézanne, poi Breila che inizia a muovere in terza corsia trascinandosi Americ Clemar e Zico. Questi compongono il treno esterno. Fa fatica Breila di Casei sulla piegata ad andare a scavalcare Amore Stecca. Questo avvantaggia tutto il treno in corda che guadagna un paio di lunghezze su quelli al largo. C'è 15,2 per la curva di destra, Bugea Pax in vantaggio, Cézanne Griff nella sua scia, Breila di Casei che cerca di trovare la pedalata giusta, si muove in mezzo alla pista Zico che dà il parziale dall'ultima posizione. Bugea Pax è ancora davanti al miglio di gara, passato in 2-1-1, Cézanne Griff lo segue in mezzo alla pista, c'è Zico che copre completamente Breila di Casei e cerca di portarsi a tiro del battistrada, il quale sembra ancora controllare a 250 dalla conclusione. La piegata conclusiva passata in 14,9 con Bugea Pax in vantaggio, Cézanne Griff che si butta di dentro, al largo c'è Zico, Bugea che è ancora davanti, Cézanne che lo infila, Cézanne Griff che passa, Cézanne Griff che vince nei confronti di Bugea Pax. Al terzo posto Breila di Casei, 29,4 a chiudere, 1,15,4 ragguaglio cronometrico, percorso al bacio per Cézanne Griff, Luca Lovera per Marino Lovera, i colori del Lega Movimento il Grifone. La vittoria del figlio di Varenne e Teresita Wise che infila l'open stretch e infila Bugea Pax, viene a vincere nel finale in maniera nettissima. Percorso al bacio per Cézanne Griff, seconda Bugea Pax, terza Breila di Casei.